Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La contesa con elementi della cosca Mancuso sulla delimitazione dei confini di alcuni terreni e la pista seguita dagli inquirenti per risalire al movente dell'attentato in cui ieri a Limbadi è stato ucciso con un'autobomba Matteo Vinci. Intanto è finito in manette per detenzione di fucile il cognato dei Mancuso. 3 ergastoli per l'omicidio del boss Fortunato Patania, ucciso a Stefanaconi nel 2011, la sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro. 53 nuove assunzioni all'Annunziata di Cosenza, potenziamento del pronto soccorso è quanto reso noto questa mattina dal direttore generale dell'azienda ospedaliera in una conferenza stampa. 1 milione di stanze vuote in Calabria e famiglie senza un tetto, il paradosso denunciato dal comitato Prendo Casa stamattina in piazza Cosenza, chiesto un incontro con il presidente Oliverio. Da sempre vicini alla gente, la festa in Calabria per il compleanno della polizia, celebrato il 166esimo anniversario. Spari contro agenzia funebre a Donnici nel Cosentino, danneggiati i vetri dello stabile, indaga la polizia. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura. Torniamo ad occuparci dell'attentato in cui ieri è rimasto ucciso a Limbadi Matteo Vinci. Gli inquirenti sono al lavoro, ancora da decifrare il movente, ma tra le ipotesi anche la contesa con elementi della cosca Mancuso sulla delimitazione dei confini di alcuni terreni. Intanto è finito in manette per detenzione di fucile il cognato dei Mancuso. Vediamo. Non sembrano esserci molti dubbi. L'attentato con un'autobomba in cui a Limbadi è stato ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente il padre Francesco sembra un chiaro messaggio dell''ndrangheta a chi si oppone ai suoi diktat. Il piccolo centro dell'entroterra vibonese è il regno dei Mancuso, una tra le più potenti cosche del mondo, un clan che importa tonnellate di cocaina e che ha esteso i suoi tentacoli in America, in Australia, in Europa, una cosca tuttavia rimasta attaccata alla propria terra che controlla centimetro per centimetro. Le indagini sull'attentato di ieri sono passate alla DDA. Il movente è ancora tutto da decifrare, ma tra le piste seguite dagli inquirenti c'è anche quella che riguarda la contesa su alcuni terreni. Tra i Vinci e Mancuso da tempo c'erano contrasti sulla delimitazione del confine tra due fondi, contesa che nel 2014 sfociò in una rissa tra Matteo Vinci e il padre da una parte e alcuni esponenti della famiglia Mancuso dall'altra, tra cui Rosaria Mancuso, sorella dei boss dell'omonima cosca di Limbadi. Nell'ottobre scorso poi l'aggressione a Francesco Vinci, il 73enne ferito gravemente ieri nello scoppio dell'autobomba in località Cerbolaro. I Mancuso, denuncia la famiglia Vinci, volevano a tutti i costi quel terreno confinante, ma i Vinci non hanno mai piegato la testa, hanno lottato per difendere i loro diritti. Ma è per questo che Matteo Vinci è morto? Le indagini sono in corso. Intanto oggi il marito di Rosaria Mancuso, Domenico Di Grillo, 71 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni. Durante le perquisizioni domiciliari i militari dell'Arma hanno trovato un fucile di provenienza illecita insieme a 46 cartucce per la stessa arma. L'arresto al momento non ha nessuna connessione diretta con l'attentato di ieri. Gli inquirenti sono al lavoro. Il procuratore aggiunto della DDA di Catanzaro, Giovanni Bombardieri, coordina le indagini. Sicuramente la situazione è preoccupante, però non facciamo dichiarazioni adesso. Nel Vibonese sale la tensione e oggi il prefetto ha convocato d'urgenza il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Ieri è successo un fatto gravissimo, ci siamo visti con le forze di polizia facendo il punto della situazione, sia i carabinieri che la polizia di Stato stanno lavorando alacremente, speriamo di fare un pochettino luce sul fatto, insomma, ecco. Peraltro ieri c'è stata un'operazione importante della polizia di Stato, non abbiamo potuto gioire perché qui è un territorio in cui non si può gioire dei successi delle forze di polizia perché un minuto dopo succede un fatto così grave. E comunque siamo sul pezzo e andiamo avanti. Si lavora dunque per cercare di ricostruire il movente e le modalità dell'attentato. Probabilmente la bomba è stata collocata nell'auto quando Matteo Vinci e il padre erano in campagna, poi è stata azionata. Come? Forse con un radiocomando a distanza oppure con un timer.
È quello che stanno cercando di stabilire i carabinieri impegnati nelle indagini. In ogni caso, le modalità dell'attentato denotano un elevato livello criminale di chi aveva progettato l'uccisione di Matteo Vinci e del padre. Appare evidente la firma dell''ndrangheta, che decide così di compiere un gesto eclatante e di alzare il tiro nel momento in cui lo Stato potenzia il livello di attenzione nella provincia a più alta densità di 'ndrangheta. E chiede i funerali di Stato per Matteo Vinci, la vittima appunto dell'attentato di Limbadi. L'avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia coinvolta nei contrasti con la famiglia Mancuso. Il vile atto stragistico che nel pomeriggio di ieri ha provocato la morte del giovane Matteo Vinci e il ferimento grave del padre Francesco, sostiene l'avvocato, non è solo un fatto di cronaca, è un fatto terroristico mafioso, un attentato alla collettività generale dal carattere e dalla portata più pesante di quanto non siano state le stragi di mafia degli ultimi decenni. 3 ergastoli per l'omicidio del boss Fortunato Patania, ucciso a Stefanaconi nel 2011, la sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro. 3 ergastoli per la faida di Stefanaconi e la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Catanzaro nei confronti degli imputati e l'uccisione del boss dell''ndrangheta Fortunato Patania avvenuta nel 2011. La condanna al carcere a vita è stata comminata a Rosario Battaglia, Rosario Fiorillo, accusati di essere stati mandanti dell'assassinio, e a Franco Labella, esecutore materiale. 3 anni con la caduta dell'aggravante dalle modalità mafiose invece per Michele Russo, accusato di essersi recato a prendere gli assassini dopo che avevano eseguito l'omicidio. Assolto invece Salvatore Tripodi, considerato elemento di spicco dell'omonimo clan di Vibo Marina e accusato di aver dato il proprio placet per l'omicidio. La pubblica accusa aveva chiesto l'ergastolo per tutti gli imputati, ad eccezione di Russo, per il quale era stata chiesta la condanna a 21 anni e 4 mesi. Ad avvalorare la tesi accusatoria della DDA di Catanzaro anche le dichiarazioni di Raffaele Moscato, killer dei Piscopisani, che ha confessato di aver materialmente eseguito l'omicidio insieme alla Bella. Il collaboratore di giustizia, che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, ha descritto nei dettagli l'omicidio di Fortunato Patania, ucciso in risposta al delitto avvenuto 48 ore prima ai danni dell'agricoltore di Piscopio Mario Michele Fiorillo, parente di Rosario Fiorillo e Rosario Battaglia. L'omicidio di Fortunato Patania, ucciso proprio durante i funerali di Fiorillo, scatenò la faida tra il clan Patania e i Piscopisani, faida terminata solo grazie agli arresti ordinati alla DDA di Catanzaro nell'ottobre del 2012. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo di sanità. Ebbene, arrivano i rinforzi all'azienda ospedaliera di Cosenza, 53 assunzioni subito operative e potenziamento del pronto soccorso che accoglie 5 medici, una nuova struttura a composti letto. Il Dea Cosentino in soli 3 mesi ha totalizzato quasi 18.000 accessi, novità anche per il Mariano Santo, destinato a diventare un polo oncologico di eccellenza. Sentiamo Gianluca Pasqua. All'Annunziata si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, grazie alle 53 assunzioni effettuate sulla scorta del decreto 55 del febbraio scorso. Medici che entrano in servizio da subito, affiancando il personale in affanno nel gestire un flusso di accessi spropositato per un hub che supplisce alla carenza di strutture sul territorio. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera convoca una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione e presentare novità riguardanti il personale, le infrastrutture, la strumentazione. Maggiori attenzioni sono state dedicate al DEA, porta di ingresso del nosocomio e spesso nota dolente per le condizioni di lavoro del personale e per le difficoltà che affronta l'utenza. Da stamattina sono operative le nuove 53 assunzioni di professionisti medici che andranno a incrementare gli organici delle singole unità operative. Fra le nuove assunzioni ci sono 5 medici che saranno destinati al pronto soccorso. Il problema del pronto soccorso è un problema di tipo nazionale, non è un problema limitato all'Annunziata. È chiaro che i pronti soccorso richiedono maggiore attenzione perché purtroppo sono venuti meno alcuni presupposti sul territorio, tipo Casa della Salute, assistenza domiciliare integrata, hospice, l'assistenza medica H24. Per ampliare gli spazi al DEA abbiamo già definito l'accordo con la ditta aggiudicataria, stiamo costruendo al fianco proprio al pronto soccorso un ampliamento del DEA dove saranno allocati 20 posti di hobby.
Altre assunzioni sono in itinere. Si tratta di 8 tecnici di radiologia, 8 ostetriche e 120 infermieri. Entro dicembre 10 reparti avranno il proprio primario. Il direttore Gentile evidenzia i risultati ottenuti sul piano della spesa. L'Annunziata è l'unica struttura calabrese in equilibrio di bilancio. Sul piano infrastrutturale sono 15 cantieri aperti. Oltre alle 2 sale operatorie dell'emergenza urgenza, altre 3 sono in procinto di essere consegnate. Il Mariano Santo diventerà un polo oncologico autosufficiente. Alla PET verrà affiancato un nuovo acceleratore lineare che permetterà di agire sulle cellule tumorali senza intaccare gli organi limitrofi. Entro il mese di maggio presso il presidio ospedaliero del Mariano Santo sarà inaugurato un nuovo acceleratore lineare che completerà l'iter degli investimenti in grosse attrezzature per il polo oncoematologico. Con queste tecnologie noi avremo la possibilità di attrarre mobilità attiva. E buone notizie anche per il nuovo ospedale della Piana, è stato infatti avviato l'iter della progettazione definitiva. Dopo svariati stop and go che ormai durano da più di 10 anni, è stata infatti riavviata il 27 marzo la progettazione definitiva del nuovo ospedale che dovrebbe sorgere nei pressi di Palmi con la consegna del progetto che dovrà avvenire entro il 22 agosto. A ufficializzarlo in una nota inviata via PEC dalla Regione al sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio è il responsabile del procedimento Domenico Pallaria. Dai primi esami geognostici erano emerse delle discontinuità di potenziale origine sismica tettonica che, se confermate, avrebbero comportato diversi cambiamenti rispetto alla progettazione preliminare con l'edificio che avrebbe dovuto avere una forma più compatta con maggiore sviluppo in altezza e la conseguente revisione dei parcheggi e degli edifici di servizio. La progettazione definitiva rappresenta tuttavia soltanto uno degli step che dovrà portare all'effettiva cantierizzazione dei lavori, previa conclusione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei necessari pareri e verifica dello stesso progetto definitivo. Si procederà tempestivamente alla sua approvazione e all'emanazione del successivo ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva. Sta di fatto che questa è un'altra storia di Calabria, di quelle da dimenticare, dove con i soldi stanziati dal Ministero della Salute da più di 10 anni, e i soldi sono tanti, ancora non si è vista una sola pietra per il nuovo ospedale di Palmi. Emergenza abitativa, il comitato Prendo Casa in piazza stamattina a Cosenza chiede di incontrare il presidente della Regione Oliverio. Secondo quanto reso noto dall'Osservatorio regionale, in Calabria ci sarebbero 1 milione di stanze vuote. Sentiamo. In Calabria ci sono 1 milione di stanze vuote, di case non abitate, se ne contano 500.000. Nella provincia più popolosa, che è quella di Cosenza, con 715.000 abitanti, sono stati censiti 246.000 edifici, di cui 18.000 inutilizzati, con circa 270.000 stanze vuote, restringendo il campo all'area urbana Cosenza-Rende, dove risiedono 105.000 persone. Di appartamenti inutilizzati ce ne sono 750, poco meno di 20.000 stanze vuote. I dati dell'Osservatorio regionale sul disagio abitativo resi noti, si tratta di una vera e propria denuncia dal comitato Prendo Casa, che stamattina è sceso in piazza a Cosenza. Da tempo si cerca un confronto con la giunta regionale per risolvere il problema di chi casa non ha, il paradosso di una regione dove ci sono gli immobili e al contempo la vergogna di famiglie che non hanno un tetto e dormono per strada. Il comitato pungola il governatore e ricorda che nessuna sostanziale modifica è stata apportata a quella che definiscono vetusta e incompleta legge regionale sull'emergenza abitativa. L'indice è puntato anche sui fondi ex GESCAL, 150 milioni di euro destinati all'edilizia residenziale pubblica e, scrive il comitato, letteralmente scomparsi. Infine il piano casa regionale, che fanno notare lontano dalla drammatica realtà sociale di molti calabresi. In corteo le famiglie con il peso di storie difficili che chiedono aiuto per ricominciare a vivere un'esistenza dignitosa. Le storie sconosciute da portare nei palazzi che contano per cambiare tante traiettorie di vita è l'obiettivo del comitato, che continua a chiedere un incontro con il presidente Oliverio. La festa in Calabria per il compleanno della polizia è celebrato il 166esimo anniversario.
Sono trascorsi 166 anni dalla fondazione del Corpo della Polizia di Stato ed oggi come allora tanti uomini e tante donne si spendono per garantire la salvaguardia delle istituzioni democratiche e il sereno e ordinato svolgimento della convivenza civile per l'esercizio delle libertà costituzionali e dei diritti dei cittadini. Nello scenario della città vecchia a Cosenza, alla presenza del questore Conticchio, del prefetto Gianfranco Tomao e delle più alte cariche istituzionali, le celebrazioni hanno coinvolto anche i cittadini, ai quali è rivolto l'operato quotidiano degli operatori in divisa. Durante la cerimonia sono state consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che hanno portato a termine importanti attività operative. Inoltre la novità di quest'anno ha riguardato la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per l'operato della Polizia Scientifica, concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella per il costante impegno e l'altissima professionalità, assicurando standard di sicurezza sempre più efficienti legati alla tutela dell'ordine pubblico e al contrasto della minaccia terroristica, nonché le attività specifiche connesse al fenomeno migratorio e l'individuazione dei colpevoli per il contrasto al crimine. Celebrazioni in tutta la regione, anche a Soverato presso l'anfiteatro Lungomare Europa. All'evento ha presenziato il prefetto di Catanzaro e le massime autorità della provincia. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha scelto come tema celebrativo anche quest'anno Esserci sempre, per valorizzare il contributo dato dalla Polizia di Stato nel corso del tempo alla crescita e al progresso del nostro Paese attraverso il coraggio e l'abnegazione dei propri appartenenti. Nel corso della manifestazione iniziative che hanno coinvolto anche gli studenti, premiate infatti le scolaresche, vincitrici della prima edizione del progetto Pretendiamo legalità a scuola con il commissario Mascherpa. Anche a Vibo, all'interno della prestigiosa sede di Palazzo Gagliardi, in pieno centro storico, allestite esposizioni fotografiche, stampe e proiezioni che raffigurano la storia della Polizia di Stato. In bella mostra anche i mezzi storici, numerosi i disegni e le opere realizzate da studenti delle scuole della provincia vibonese, ma anche interventi delle autorità cittadine per un evento che ha coinvolto associazioni impegnate in attività sociali e di volontariato. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. 4 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale questa mattina lungo la statale 18 nel territorio di Gioia Tauro. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 automobili che, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate sul posto le forze dell'ordine. In fiamme nella notte un'auto a Valle Fiorita nel Catanzarese, sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Secondo i rilievi effettuati si tratterebbe di un atto doloso. Spari contro la serranda di un'agenzia funebre a Donnici nel Cosentino, danneggiati i vetri interni. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato, si segue la pista del racket. Il titolare, secondo quanto si è appreso, non avrebbe ricevuto minacce. Un giovane extracomunitario di 19 anni è morto sul campo da calcio a Nicotera nel Vibonese. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente mentre stava giocando una partita. Inutili i soccorsi, sarebbe stato stroncato da un infarto. Il giovane era da poco giunto in Italia. Un 39enne e un 25enne sono stati arrestati dai carabinieri a Petilia Policastro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I 2, a seguito di una perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di 1,5 kg di cocaina suddiviso in panetti ben occultati a bordo dell'automobile. I 2 sono stati posti agli arresti domiciliari. Aumenta la percentuale di succo di arancia nelle bibite, percentuale che passa dal 12 al 20%, arance inoltre pagate di più agli agricoltori. Un piccolo passo per non impoverire gli agricoltori, soprattutto gli agrumicoli della piana di Gioia Tauro e della Calabria. Sono passati 7 anni e 102 giorni da quando Coldiretti Calabria denunciò il pagamento sotto costo, dai 5 ai 7 centesimi al chilogrammo, delle arance per la produzione di succo, in particolare nella provincia di Reggio Calabria. Oggi la tendenza si è invertita e ci sono i primi acquisti di arance da parte di una storica industria, l'agrumaria Regina, che ha pagato agli agricoltori
agricoltori, 15 centesimi al chilogrammo, un prezzo che garantisce i costi di produzione e di raccolta. Ad annunciarlo con entusiasmo è la Coldiretti Calabria, secondo cui questo è il bello e il buono di una battaglia condotta senza risparmio che segna un giorno storico per l'agrumicoltura calabrese, determinato dall'entrata in vigore lo scorso 6 marzo della norma che ha innalzato la percentuale minima di succo nelle arance dal 12 al 20%. La provincia di Reggio Calabria, a parere di Molinaro, può e deve tornare ad essere il giardino di arance più importanti per le industrie delle bibite di qualità made in Italy al 100%. Non è questo un finale di partita, ma un progetto economico per rilanciare il sistema produttivo che sulla base di regole e contratti trasparenti, sottolinea il presidente di Coldiretti, affermi il protagonismo di agricoltori e industrie che vogliono bene alla Calabria e all'Italia per contribuire ad accrescere anche il benessere delle comunità della piana di Gioia Tauro e non solo. La Calabria ha ospitato le stelle della ristorazione, ci racconta tutto nel servizio Anna Franchino. Hanno scelto la nostra regione per l'annuale edizione, la 12ª, del Simposio Nazionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani. La Calabria dunque per la prima volta ha ospitato oltre 120 cuochi in rappresentanza delle delegazioni regionali ed estere per una 2 giorni di formazione, confronto e degustazioni guidate dedicate ai cuochi e ristoratori, ma anche l'occasione per festeggiare i 20 anni dell'associazione, guidata dal direttore generale Sonia Re e dal presidente Roberto Carcangiu. Nella sede della cittadella l'incontro con il governatore che ha accolto gli chef nella casa dei calabresi, esaltando il buon cibo e la buona cucina che alle nostre latitudini hanno origini antiche. Credo che nell'offerta del nostro paese l'enogastronomia è come per un palazzo sono le fondamenta. Cioè è un collante, è un denominatore importante per attrarre, per presentare più complessivamente l'immagine e l'identità. L'immagine e la identità. E in questo senso noi stiamo investendo molto in questa direzione. Le peculiarità del nostro territorio su cui bisogna investire, ha sottolineato Oliverio, che ha parlato della Calabria non più una regione marginale in questo settore, grazie al lavoro di tanti professionisti e di tanti giovani chef che hanno consentito di acquisire anche notevole credibilità in kermesse di rilievo nazionale ed internazionale. Sono molto contento che questa manifestazione si svolga qui nella cittadella, che è la Casa dei Calabresi, che è una struttura importante nella quale da 3 anni hanno vita attività amministrative, sono traslocati gli uffici della Regione Calabria in un unico punto di riferimento che sarà arricchito anche nei prossimi giorni da questo spazio di ristorazione legato a Calabria chilometro punto zero, perché riteniamo che la peculiarità della nostra terra deve trovare in primo luogo spazio nella Casa dei Calabresi. Adesso le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. La penisola italiana in questo inizio settimana risulterà quasi spaccata in 2. Il vasto centro di bassa pressione posizionato tra Francia e penisola iberica sta infatti veicolando correnti umide più fresche ed instabili sulle regioni del nord, mentre sul centro-sud si assisterà ad un richiamo di aria più calda dal continente africano. Andiamo a vedere ora le previsioni in dettaglio per la Calabria nelle prossime 48 ore. Mercoledì, già dalla notte, avremo possibili piovaschi sul Reggino ed a seguire possibili anche su Vibonese e zone limitrofe di Sila e Pollino. Il cielo, generalmente, si presenterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Da segnalare la presenza di forti venti di scirocco sui versanti tirrenici delle Serre e sull'Ametino. Temperature in netto aumento nei valori massimi sulle zone tirreniche, con punte anche superiori a 25 gradi centigradi. Diamo ora uno sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Mercoledì i venti saranno tra il moderato ed il forte da sud-est su Tirreno, moderati di direzione variabile dai quadranti orientali su Ionio,
Mari ancora mossi su Tirreno, da poco mossi a Mossi su Ionio. Bene, prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.metoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/metoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.